E buongiorno cari amici, ci vediamo all'ingresso. E buongiorno cari amici, siamo visti prima alla finestra. Siamo qua nella via Perra, su una tipologia indipendente, con oltre 160 metri quadri di casa e circa 60 metri quadri di cortile carrabile, con grande incello su strada, ma andiamo a vedere l'interno. Questo è un immobile che è stato completamente svuotato e ripristinato a livello urbanistico e catastale da parte dei proprietari. La conformazione attualmente è quella di una casa tipologia campidanese, infatti abbiamo una stanza della stufa collegata alla zona cucina dove ci siamo visti prima. Ovviamente l'immobile è stato completamente svuotato, quindi richiede diverse opere di ripristino sia murarie che a livello di impiantistica elettrica e idrica, ma il camino è perfettamente funzionante. Inoltre le murature sono dei grossi muri perimetrali e abbiamo dei semi portanti alla parte interna, quindi potremmo pensare di fare delle modifiche. Abbiamo anche dei tramezzi, questo è un tramezzo, e qua c'è giusto un piccolo spazio di postiglio che è stato fatto per dividere quello che è l'enorme loggiato dalla zona di utilizzo interno, quindi uno spazio di postiglio. Come vedete sono 3 camere da letto che prendono tutte luci in diretta alloggiato, ma vediamole dall'interno. Camera 1, come la prima camera e la terza, sopra abbiamo un controsoffitto e il nostro tetto a tegole campidanesi. Andremo a vederlo poi di sopra. Camera 2, questo è un ambiente più grande degli altri, col pavimento originario, e sopra abbiamo una soletta unica dove è stato eliminato un vano non regolare al primo piano. Camera 3, anche questa ha il controsoffitto originario in cannucciato e sopra il tetto tegole a canne. Poi saliremo di sopra, ma ora seguitemi e andiamo verso quello che è la prima zona bagno. Il bagno è rimasto più o meno ripristinato negli anni 80-90, infatti abbiamo i sanitari rosa, ma siamo affacciati direttamente sul cortile. E qua abbiamo la nostra scala che porta al piano di sopra. Prima di salire di su, man mano che andiamo, vorrei mostrarvi gli altri 2 ambienti funzionali e potrebbe essere interessante addirittura sfruttarli per avere una piccola zona separata per la casa, magari da affittare un piccolo monolocale, perché qui abbiamo quello che è un piccolo servizio che confina direttamente tramite questo muro con quello che è la grande zona di magazzino. Questo originariamente in origine poteva essere un negozio, ma attualmente, avendo la possibilità di ripristinare sia l'ingresso indipendente che le finestre, potrebbe diventare un piccolo monolocale. Un dettaglio, questo non è centro storico. Questo immobile si trova in zona libera, è stato già regolarizzato, potrebbe essere sfruttato a vostro gusto e utilizzo. Ma adesso vi porto a vedere la terrazza sovrastante. Quello che vedete al di sotto appunto è tutto il nostro cortile carrabile. Tenete conto che sotto i pavimenti abbiamo la terra, potremmo ripristinare il giardino, mentre qui siamo sulla terrazza. È stata già smaltita la vecchia cisterna in Eternit, ripristinata la zona della cappa del camino e come vedete qui abbiamo i nostri 2 tetti a tegole che permetterebbero anche di sfruttare lo spazio che c'è sotto, e qui vi era una stanza non regolare, coperta Eternit regolarmente eliminata e già coinventata. Questo immobile ha tanta storia da raccontare, ma chissà quali prospettive potrebbero avere per chi sta cercando una casa indipendente, probabilmente abitabile, al di là dei vari lavori di ripristino. A oggi potremmo puntare anche un mutuo prima casa. Unico dettaglio, visto la grande spesa che hanno sostenuto i proprietari e la volontà già di trovare un accordo economico rispetto alle cifre che ne stiamo richiedendo, il prezzo è di 132.000 euro, troppo non trattabile. Sappiamo che essendo qua in una zona molto centrale, a 2 passi dalla piazza 4 novembre, Serra e anche l'uscita verso via Sant'Antonio, l'immobile non rimarrà a lungo sul mercato. Se siete interessati, contattateci per informazioni. Dalla Buon Enrico, Mediazioni Immobiliari.